A língua gorsa, per conto mio, sarebbe a chiave che permette di aprire un mondo. Quando è che voi avete imparato a parlare corso? Un giorno, con babbo, a diventare ciò che mi mette a parlare corso, capisco ciò che si dice, posso interagire, posso dire, posso farmi capire parlando corso e ho detto un giorno mi si barra per di 8-9 anni, un affare così, ho detto a babbo, ah, parlami corso, come nanta viuretta che si trova nei libri di scuola. Quando la dublate a lingua corsa? È importantissimo che la sia una lingua per tant'uso bene. Mai non avrebbe pensato, quando babbo si è messa a parlare corso davvero, che sarebbe stato così importante per la vita professionale. Trovo che la lingua corsa leggevo la campa, e campa oggi che oggi non è più battere a campagna, andare a caccia, è una vita moderna e dunque penso che per esempio qui a televisione è importante assai di tramandare questa lingua e queste parole che la sia per i giudici o per i più maggiori. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? Penso che la lingua corsa sarebbe appena la musica di un nostro mondo e non si può mica forse capisce ciò che sta da corsa, ciò che lei, forse ciò che la sarà, se non parliamo mica questa lingua qui che sta da tramandata fra i secoli, fra i tempi, fra le epiche e penso che dunque per capire, per poter campare in questa terra qui, ciò a far campare di noi questa lingua che è alea importantissima tra un luogo e la sua gente. Come dite la bene di la lingua corsa? Penso che è di noi una storia di volontà personale e di tolleranza. Penso che quelli che non parlano mica devono fare un sforzo e quelli che parlano di già devono di non essere tolleranti con quelli che provano a parlare. Posto che mi si pare che in francese o mi si sbaglia assai, ci possiamo sbagliare in corso e io vado sbagliare a Busefo e penso che tanto la vene di lingua corsa sarebbe una vene senza bigliarsi o gabbo, manco stampa, giusto provando a comunicare. Posto che mi si pare che ci siamo scordati appena che la lingua corsa è solo una lingua, non è mica un mito, è una lingua che si parla in Caruggi e basta.